Noyers. Magnifica cittadina medievale classificata come uno dei più bei borghi di Francia, Noyers dispiega il suo fascino lungo i suoi vicoli lastricati. Gli amanti dei luoghi autentici e della gastronomia regionale vi si ritrovano. Questo borgo annidato in un meandro del fiume Sereine testimonia la sua cultura viticola attraverso le numerose cantine che si affacciano sulle strade. L'identità del villaggio è anche segnata da un'agricoltura prospera, e il suo nome viene dalla parola nux, noce. Ogni autunno, i mercati del tartufo di Borgogna presentano bancarelle di prodotti deliziosi e tipici sotto i portici del centro. Anche l'arte ha un posto d'onore in questa città affascinante, e molti artisti e artigiani hanno aperto i loro negozi in questo ambiente eccezionale. Vi piacerà curiosare nei suoi vicoli lastricati, ai piedi delle sue numerose case a graticcio. Alcune di esse sono decorati con magnifiche figure intagliate, altri hanno ancora i loro portici. Non dimenticate di fermarvi davanti alla Maison des Corporations o alla Maison du Schematisme. Altre case antiche sono da ammirare, in particolare intorno alle affascinanti piazze del municipio, alla Petite Étape-Province o il Grenier à Sel. Da non perdere anche il sito del vecchio castello con le sue torri, la piacevole passeggiata e il belvedere. Al museo medievale si può visitare la Torre dei Bastioni, il recinto fortificato del XIII secolo, così come una sala d'armi e una collezione di armature. Una volta in alto, potrete godere di una bella vista sulla città. Il Museo delle Arti Naif e Popolari, ospitato in un antico collegio del XVII secolo dall'architettura straordinaria, possiede una delle collezioni più importanti del Lione. Si è arricchito, nel corso del tempo, di oggetti e quadri eclettici di artisti anonimi e altri più noti. Un viaggio insolito, poetico e umoristico. Il Sereine, un fiume tranquillo che costeggia il villaggio, completa la dolce armonia del luogo. Il carattere di questo luogo preservato e autentico delizierà certamente i fotografi desiderosi di immagini. Il villaggio, borgo medievale conservatosi fino a oggi, fa parte dei più bei paesi di Francia. Scorci suggestivi e architettura fiabesca caratterizzano il borgo di Noyers-sur-Sereine. Con il suo autentico fascino medievale, questo villaggio francese è una vera festa per gli occhi. Noyers-sur-Sereine, villaggio di appena 709 abitanti, è stato classificato tra i borghi più belli di Francia.
E non c'è da stupirsi. Tra i vicoli lastricati si snodano case a graticcio che sembrano uscite da un libro di fiabe, mentre il paesaggio immerso nel verde regala all'osservatore scorci mozzafiato. Si trova nella regione della Borgogna, nel dipartimento dell'Yonne, e dista circa 30 km dal principale centro abitato, Auxerre. Una camminata lungo le mura porta ad ammirare lo sconfinato panorama che si estende sui pittoreschi vigneti della Borgogna. L'antico tracciato difensivo, risalente al tardo Medioevo, segue il corso del fiume Seren. Una romantica passeggiata sul lungo fiume consente di apprezzare maggiormente il senso di quiete che aleggia in questo piccolo borgo. Grazie ai suoi abitanti, ospitali nel DNA, si respira ovunque un'atmosfera amichevole e rilassata.
Numerosi i ristoranti o i negozietti tipici per fare rifornimento di formaggi e naturalmente sorseggiare ottimo vino. In più ogni mercoledì si tiene un mercato enogastronomico, un'occasione d'oro per fare incetta di delizie locali. Numerosi i tesori artistici e architettonici di Noyers-sur-Sereine. Il borgo è dominato da un antico castello, ora in rovina. Nel dicembre 1983 il gruppo dei Duran Duran vi hanno girato il video musicale di New Moon on Monday.